E ho appena sfornato il re dello street food palermitano, lo sfincione. È proprio lo sfincione, una focaccia alta, morbidissima, soffice come una nuvola, spugnosa. Il termine sfincione arriva proprio dal latino spongia, quindi deve essere una spugna, morbidissimo, soffice, anche alto. Cosa si usava in passato? Solamente la semola di grano duro rimacinata. Oggi per avere un impasto ancora più morbido si usa mixare almeno 2 farine. Quindi qui ho una farina di tipo 0, medio forte, e qui abbiamo la semola di grano duro rimacinata. Lievito di birra, olio extravergine di oliva, un po' di zucchero, il sale e l'acqua. È un impasto che possiamo fare tranquillamente sia a mano che in planetaria, quindi io mi do subito da fare. Allora metto in ciotola le 2 farine, le miscelo, sbriciolo il lievito di birra, aggiungo un pizzico di zucchero, iniziamo a sciogliere incorporando poco a poco l'acqua. Tutte le dosi in descrizione sotto il video e nel primo commento fissato in alto. Incorporiamola con calma, diamo il tempo alle farine di assorbirla. Allora, al momento abbiamo un panetto un po' appiccicoso, vedete? Ma dobbiamo ancora lavorare un bel po'. Aggiungiamo il sale e l'olio evo. Faccio incorporare bene l'olio. Sul piano pochissima farina per aiutarci. Lavoriamo ancora un po' per dare forza. Lasciamo riposare giusto 5 minuti, poi diamo un giro di pieghe, formiamo il panetto e mettiamo a nanna. In 5 minuti, guardate, si è rilassata la pasta, riusciamo a formare un rettangolo, portiamo verso il centro, la prima metà e poi l'altra sopra. Facciamo anche da questa parte, prima al centro, poi sopra. Ecco qua, è molto morbido, leggermente appiccicoso. Mettiamo in ciotola, copriamo con pellicola e mettiamo a lievitare almeno fino al raddoppio. Mentre l'impasto cresce, noi pensiamo già al condimento, che è quello che rende lo sfincione semplicemente meraviglioso. Questo spessore direi che va bene, siamo intorno al mezzo centimetro. Vi sembreranno tante, ma d'altronde le cipolle non servono ad insaporire il sugo come facciamo di solito, ma sono proprio grandi protagoniste insieme agli altri ingredienti. Passiamo alla cottura, scaldiamo generoso olio evo. Inizio a dare sapore con un po' di acciughine. Qui la quantità può variare in base ai gusti. Io ne sto mettendo 3-4 filetti. E aggiungiamo le cipolle. Fiamma bassa perché voglio che possano rosolare e ammorbidirsi delicatamente, piano piano. Per un risultato più leggero potete procedere anche in maniera diversa. Mettete le cipolle affettate nella pentola con un po' di acqua e lasciatele appassire così. In questo modo perderanno anche un po' del loro amaro. Quando l'acqua si sarà asciugata, procedete aggiungendo l'olio evo e le acciughine che farete sciogliere mescolando bene. E a questo punto giù la passata di pomodoro. Non può mancare un goccio d'acqua con cui sciacquiamo la bottiglia per evitare sprechi. Mancano il sale e un po' di pepe nero macinato e possiamo abbassare la fiamma e cuocere lentamente. È cresciuto un bel po'. E quanto è morbido il nostro impasto. Ovviamente le tempistiche dipendono dalla stagione e dalla temperatura che abbiamo in casa. Comincia a fare caldo, quindi è stato piuttosto veloce. In pieno inverno magari ci avrebbe messo 3 ore piene. Ora, teglia antiaderente, la mia misura 35 cm per lato. Un bel po' di olio sul fondo. Rovescio l'impasto e lo stendo bene. Allargo delicatamente per coprire tutta la teglia.
Se si ritira un po' non è un problema perché adesso lasceremo lievitare di nuovo, quindi avremo modo di allargarlo meglio. Facciamo lievitare per la seconda volta. Visto che stiamo ultimando la seconda lievitazione, preparo tutti i condimenti necessari. Oltre al sugo di cipolle che è già cotto, guardate che bello, l'ho fatto restringere ma non tanto, perché poi rischieremmo di asciugarlo troppo anche in cottura. E poi ho preparato già del caciocavallo grattugiato, il pangrattato, l'origano, le altre acciughine e adesso provvedo a tagliare a dadini il caciocavallo fresco o semistagionato. La ricetta prevede quello semistagionato, a dire il vero, ma a me piace questo un po' più morbido. Conclusa anche la seconda lievitazione, questa volta un'ora di riposo. Vedete che la teglia si è riempita del tutto, si sono formate anche tante bollicine d'aria. Questo è un buon segno perché abbiamo un impasto bello soffice. Iniziamo finalmente a condire. Cominciamo dal caciocavallo che ho tagliato a dadini. Li distribuisco su tutta la teglia, premendo un po' per fare affondare i pezzetti. Adesso le acciughe. Le divido in pezzetti per creare il giusto equilibrio. Anche queste le facciamo un po' affondare. Adesso copro tutto con il sugo di cipolle spingendomi fino ai bordi. Vedete? In questo caso non lasciamo il bordo scoperto. Abbondiamo perché questo dà un sapore ma anche un'umidità piacevolissima che farà da contrasto con la superficie più tostata e gratinata, ma tra poco vedrete. Una bella manciata di caciocavallo grattugiato. Adesso pangrattato, che nel forno si tosterà diventando davvero sfizioso. L'ultimo tocco, un po' di origano. E prima di infornare un filo di olio extravergine. Quanto pesa? Abbiamo messo tanti ingredienti e adesso finalmente in cottura, il forno è già caldo, modalità statica, temperatura alta 220 gradi per me. Col mio forno ci ho messo una trentina di minuti. Ora è più gustoso e si taglia meglio se si lascia riposare qualche minutino. Intanto lo tiro fuori dalla teglia. Spettacolo puro. Vediamo un po' il risultato ottenuto. Ah, fantastico! È ricca di saporito e profumato condimento. Come si fa ad aspettare? Io non lo faccio nemmeno arrivare a tavola, intanto assaggio. Se lo avete mangiato almeno una volta, sapete di cosa parlo, è qualcosa di irresistibile. Se invece vi ho messo un po' di curiosità, correte a farlo anche voi. Questo è proprio un altro capolavoro della mia bella Sicilia.